Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. 15.000 firme raccolte per chiedere una sanità pubblica migliore. Questa mattina davanti all'ospedale civile di Pordenone sono stati presentati i risultati che il 28 aprile approderanno in Consiglio regionale. Ci dice tutto Alberto Commisso. Oltre 15.000 firme raccolte dal Comitato Salute Pubblica per chiedere una sanità migliore in Friuli Venezia Giulia. Questa mattina davanti all'ospedale civile di Pordenone sono stati presentati i risultati della petizione che il 28 aprile finiranno in Consiglio regionale. Testimonia la preoccupazione molto grossa delle cittadine e cittadini di questa regione per lo stato della salute pubblica, che è in grande difficoltà perché non riesce più a erogare servizi, anzi ha chiuso molti servizi, perché i lavoratori sono in difficoltà e quindi noi esprimiamo oggi qui a Pordenone anche la piena solidarietà alle lavoratrici e lavoratori della sanità. Preoccupa la sanità regionale, ma in particolare quella del Friuli occidentale. È grande lo sfacelo in cui ci troviamo, non ci sono più prestazioni. Spilimbergo hanno chiuso la radiologia, San Vito c'è chiusa l'agenda, ma per fare un esempio, perché siamo qua, ma situazioni simili si creano anche da altre parti. Tutti i servizi territoriali vengono penalizzati in questo momento dalle nuove scelte che sono state fatte in questi anni. Di problemi ne abbiamo molti, servizi chiusi, prestazioni che non vengono erogate, liste di attesa infinite, tant'è che la popolazione si rivolge anche fuori regione o alle strutture private. Lo sciopero della sanità pubblica del Friuli occidentale può essere revocato soltanto se martedì mattina l'assessore Riccardi arriverà con proposte concrete. Così Pierluigi Benvenuto della CGIL si è espresso in vista del faccia a faccia con il vicepresidente della Giunta regionale. Lo sciopero della sanità pubblica del Friuli occidentale, previsto per il 13 maggio, può essere revocato, ma nell'incontro di martedì mattina tra Riccardo Riccardi e le sigle sindacali, il vicepresidente della Giunta regionale dovrà arrivare con proposte concrete. È questo il messaggio lanciato da Pierluigi Benvenuto, che mette sul tavolo le condizioni. Per revocare uno sciopero di questa portata ci devono essere atti concreti. Speriamo che martedì mattina l'assessore venga lì con proposte concrete, ma concrete vuol dire, rientrare nell'alveo normale della contrattazione e di riportare le cose agli altri anni, parlando degli incentivi, ma non può essere solo quello, ci deve essere anche un impegno forte per quanto riguarda assunzioni e modifica di atteggiamento di questa direzione per quanto riguarda la sanità di questa provincia. Parliamo ancora di sanità. Il governo in queste ore sta decidendo se togliere le mascherine al chiuso, tranne in qualche raro caso, oppure lasciarle. Sul tema interviene l'infettivologo dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Carlo Tascini. I dispositivi, avverte, ci hanno aiutato finora a evitare molte infezioni. Sentiamolo. Adesso si sta discutendo sul fatto di archiviare, mettere nel cassetto, insomma, questa mascherina che noi stiamo utilizzando anche al chiuso. Giusto o sbagliato? Serviranno raccomandazioni in più? Basteranno le raccomandazioni nel caso in cui si metterà nel cassetto questa mascherina? Ma adesso vedremo quali saranno le decisioni. Sicuramente la mascherina è servita, come anche le pratiche di distanziamento e le pratiche di utilizzo del gel alcolico, eccetera, ad abbattere sia il Covid in certe situazioni, ma anche altre infezioni, perché noi non abbiamo visto in questi 2 anni, fortunatamente, casi di influenza. Io mi ricordo in passato, quando viaggiavo, guardavo un po' con stupore magari i cittadini orientali che giravano con la mascherina. Adesso a volte mi sento di metterla negli ambienti tipo l'aeroporto, eccetera. Quindi è una buona pratica che poi va anche utilizzata in base ai rischi epidemiologici, direi. Però ecco, in certe situazioni probabilmente è anche giusto utilizzarla, no? Poi nella vita quotidiana sicuramente verrà tolta in molte situazioni, però ricordiamoci di quello che è stato negli ultimi 2 anni la diffusione di alcune infezioni che normalmente nei periodi invernali erano molto frequenti. Voltiamo pagina alla cronaca, ci colleghiamo ora con Daniele Paroni che si trova a Castions di Strada, dove tra poche ore si celebrerà il funerale di Stefano Strizzolo, il giovane che ha perso la vita tragicamente sabato scorso nel corso di un incidente in moto. Una comunità
quella di Castions, che aveva già perso altri 2 giovani negli ultimi mesi a causa di altrettanti tragici eventi. Ecco, do la linea quindi a Daniele Paroni. A te, Daniele. Buongiorno da Castions di Strada. La comunità, ma in particolare la comunità della frazione di Morsano, si sta preparando all'estremo saluto a Stefano Strizzolo, che proprio una settimana fa a causa di un incidente in moto a Vito d'Asio ha perso la vita. Sono con Elisa Comand, assessore per il comune di Castions di Strada, amministrazione comunale che di fatto è vicina alla famiglia. Assolutamente sì, facciamo le condoglianze alla famiglia e all'intera comunità di Castions e Morsano, che sono ovviamente in lutto. Purtroppo è stato un semestre disastroso in cui tragicamente sono morti 3 ragazzi giovani, appassionati tutti di moto. Il corteo immagino sarà accompagnato anche questa volta dai motociclisti. Siamo veramente sconvolti da questa situazione che ha investito l'intera comunità. L'assessore ricordava appunto altre 2 vittime, la prima è un quindicenne che invece ha perso la vita con una moto, e la seconda vittima durante uno stage a Lauzacco, tutti veramente giovanissimi. Il corteo funebre muoverà dalla zona dell'ospedale di Udine, scortato da decine di motociclisti che attenderanno l'uscita del feretro di Stefano Strizzolo proprio in via Chiusaforte a Udine, per poi approdare alle 16 alla chiesa parrocchiale di Morsano di Strada. Da Castions di Strada è veramente tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Paroni, riprendiamo la linea parlando del terremoto che ha colpito la Bosnia nel corso della notte su scala 5,7 gradi ed è stato avvertito anche lungo la costa del Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste, ma anche nella zona della bassa friulana. In vari rioni del capoluogo regionale il sisma è stato avvertito nitidamente per una quindicina di secondi. Soprattutto ai piani più alti non si registrano danni, ma alcuni cittadini hanno telefonato preoccupati ai centralini delle forze di soccorso per segnalare, per avere qualche informazione specifica. Sono quasi 2 miliardi di euro evasi in Friuli Venezia Giulia, 500 milioni di euro invece in più che i friulani dovranno versare allo Stato quest'anno, l'analisi a cura della CGIA di Mestre. In attesa che si completi la tanto agognata riforma fiscale, l'ufficio studio della CGIA di Mestre ha stimato che l'evasione fiscale presente in Friuli Venezia Giulia sia di 1,9 miliardi di euro. Il dato si riferisce al 2018, ultimo anno in cui i dati sono disponibili, ma si avvicina a quello attuale. In altre parole, per ogni 100 euro di gettito versato all'erario da cittadini e imprese della regione, 12,5 sono rimasti nel portafoglio degli evasori. Solo il Trentino Alto Adige e la Lombardia hanno registrato livelli di infedeltà fiscali inferiori. Insomma, in Friuli Venezia Giulia l'evasione ha dimensioni molto contenute. Per contrastare questa piaga sociale ed economica, oltre a intensificare l'attività di controllo e di contrasto nei confronti di chi non paga, bisogna abbassare le tasse. Nelle tasche dei friulani è in arrivo però un'altra mazzata. Secondo il documento economico-finanziario, lo Stato italiano nel 2022 incasserà 39,7 miliardi di imposte e contributi in più rispetto all'anno scorso. Di questi almeno 500 milioni di euro saranno versati dai contribuenti della regione, un incremento riconducibile anche al forte aumento dell'inflazione che quest'anno è destinato a sfiorare il 6%. Rischiamo di subire una forte contrazione dell'economia che provocherà delle conseguenze molto negative anche sui fatturati degli artigiani e dei piccoli commercianti. Il governo non intende retrocedere sul Prosecco e sta lavorando alla controffensiva dopo che la Croazia ha presentato la sua memoria per il riconoscimento del Prosecar. Lo dice il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli. Io sono fiducioso perché vedo a livello europeo, almeno a parole, la volontà di continuare a tutelare le denominazioni e le indicazioni di origine e ovviamente questo è un dossier che sarà determinante rispetto alla reale volontà della Commissione di tutelare o meno, di continuare a tutelare le produzioni di eccellenza. Il Ministero sta analizzando il memoriale della Croazia sul Prosecar e presenterà una contromemoria all'Unione Europea. Restano poi le sfide attuali, quelle sulla siccità che deve essere affrontata sul lungo periodo e poi il caro energetico e il costo delle materie prime con fenomeni speculativi, ha detto il Ministro, che vanno contrastati con la trasparenza del mercato e l'analisi degli stock esistenti e l'obbligo di immissione sul mercato. A breve il governo stanzierà
stanzierà ulteriori 5 miliardi che si sommano ai 20 già stanziati per sostenere i costi del caro energia per famiglie e imprese, ma anche questo tema deve essere portato a livello europeo. Credo che l'Europa debba in qualche modo approcciare in modo comune al tema del costo dell'energia, ponendo un cap al tetto del prezzo del gas e ragionando come Unione Europea e non come singoli Stati membri. Veniamo ora al conflitto russo-ucraino parlando della testimonianza di Irina Shevchuk, una badante ucraina che da 16 anni vive e lavora a Udine. Da inizio febbraio, causa Covid, si trova in Ucraina dove ha deciso di rimanere per dare il suo piccolo sostegno alle truppe impegnate al fronte. Esattamente 2 anni fa, il 21 aprile del 2020, avevamo parlato di Irina Shevchuk, una badante ucraina rimasta bloccata a Udine a causa del lockdown, isolata a casa di un anziano che assisteva impossibilitato a tornare nella sua terra, ad aiutare i suoi familiari a difendersi da un virus di cui non si conosceva nulla. Oggi Irina si trova invece nella sua Ucraina, dove si è recata a inizio febbraio per assistere i suoi cari, rimasti debilitati proprio a causa del coronavirus. Poco dopo il suo arrivo però lo scoppio della guerra, la scelta di rimanere in patria per contribuire nel suo piccolo a combattere una guerra, cucinando per le truppe impegnate al fronte. In Italia io ce l'ho tanti amici, ce l'ho anche compagni, figli di compagno, che mi ha chiamato tante volte, mi proposto per tornare in Italia, che tengano per me casa. Io gli ho detto, per adesso io non posso tornare, prepariamo ravioli, frittatine, tante cose, cibo per mandare ai nostri soldati e per gente che non stanno a casa, non c'hanno niente. Vive al sicuro a Kalush, nella zona occidentale del paese, area fortunatamente non sconvolta dai bombardamenti. Ringrazia il Friuli, l'Italia e si augura di tornare dal suo compagno di Pavia di Udine entro giugno. Tornerò in Italia giugno per un po' riposare, per vedere voi, per lavorare, anche devo aiutare i dopo che lavorando posso guadagnare soldi e mandare per restaurare, per recuperare la nostra patria. Il comune di Povoletto ha accolto la richiesta dell'Associazione Culturale Italo-Armena Zizernak di ricordare il genocidio degli armeni perpetrato nel 1915, intitolando adesso il parco in via Malignani in località Marsure di Sotto. Questo pomeriggio alle 17 verrà scoperta la targa, installata la presenza dell'autorità di una rappresentanza dei padri mechitaristi armeni, di molti armeni residenti in regione e in Italia. E questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buon pranzo, ci rivediamo con il nostro notiziario alle ore 19, grazie, arrivederci.